Tante le notizie all'interno del nostro TG, cominciamo con i titoli. Allagamenti e disagi nel Catanzarese per le forti piogge, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, domani allerta rossa sulla fascia ionica della Calabria, scuole chiuse a Catanzaro e Crotone. Prosegue la protesta dei dipendenti delle Terme Luigiane che attendono risposte sul futuro occupazionale. Il titolare di un'autocarrozzeria è stato denunciato dalla Guardia di Finanza a Corigliano Rossano, aveva abbandonato rifiuti pericolosi a ridosso di un torrente. Presentato il logo per le celebrazioni degli 800 anni della Cattedrale di Cosenza, il vescovo Nolè in conferenza stampa ha mostrato la pergamena originale della dedicazione custodita nell'archivio storico. Il Crotone non va oltre il pari con il Livorno in Serie C, il derby se lo aggiudica il Catanzaro, la Vibonese ferma il Catania mentre il Rende è sconfitto in casa nei minuti di recupero. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, il maltempo in primo piano, allagamenti e disagi nel Catanzarese. Domani sarà allerta rossa su tutta la fascia ionica calabrese, chiuse le scuole a Catanzaro e Crotone. Vediamo. Pioggia e vento stanno mettendo a dura prova la viabilità lungo la fascia ionica catanzarese, allagamenti e frane, strade interrotte, automobilisti in difficoltà, soccorsi dai vigili del fuoco, diverse le squadre impegnate sia dalla sede centrale che dai distaccamenti di Soverato e Lamezia Terme. Abbondanti grandinate hanno interessato i comuni di Girifalco, Squillace, Amaroni, Valle Fiorita e Staletti. Nelle prossime ore la situazione peggiorerà, la protezione civile ha diramato un bollettino per piogge diffuse e temporali dal Crotonese al Reggino, elevando l'allerta per domani da arancione a rossa, previsti anche venti forti e mareggiate. A Catanzaro, su disposizione del municipio, le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Il primo cittadino ha anche attivato il COC, il centro operativo comunale, per monitorare costantemente la situazione. Scuole chiuse anche a Lamezia Terme, Gizzeria, Falerna e Crotone. Nella città di Pitagora il sindaco, così come gli amministratori del Catanzarese, dopo la comunicazione della protezione civile, ha applicato la normativa ragazzi a casa al sicuro. Nuova protesta dei dipendenti delle Terme Luigiane che attendono risposte sul futuro occupazionale. Questa mattina il sit-in davanti la sede della delegazione municipale di Guardia Piemontese. Vediamo. Ancora una volta i 250 dipendenti della Sateca, la società che per anni ha gestito le Terme Luigiane, licenziati a dicembre per la scadenza della concessione, hanno protestato davanti la sede della delegazione municipale del comune di Guardia Piemontese, questa volta con il supporto dei commercianti della zona, visto che la chiusura della stazione termale potrebbe avere pesanti ripercussioni sull'economia del territorio. Da settimane ormai la vicenda tiene banco, nonostante gli incontri, i tavoli regionali dove si sta valutando l'ipotesi di una proroga della gestione, l'ennesima. Ad oggi gli ormai ex dipendenti della Sateca non si fidano, sono stanchi. Non nascondiamo il fatto che la delusione, l'amarezza per la situazione che non si evolve verso qualcosa di positivo è veramente dura, ci sta veramente logorando perché le speranze diminuiscono sempre di più. E veramente il futuro, la prospettiva di una riapertura delle terme sembra così lontana, ma la delusione più grande è il fatto che chi dovrebbe tutelare il lavoro sembra stia cercando altre vie, altre soluzioni. Questa mattina all'interno della delegazione comunale l'incontro tra i sindaci dei comuni interessati e la Sateca. Bisognerà affrontare alcuni aspetti legali. Domani l'incontro tra gli avvocati dei comuni di Guardia e Acquapesa e quelli della Sateca, poi l'incontro alla Regione. In queste ore si sta dunque cercando di elaborare una proposta per consentire il proseguimento delle attività. A Catanzaro adesso perché braccio di ferro tra la Camera di Commercio e la Regione Calabria. Stamattina alla conferenza stampa del Presidente dell'ente camerale e del Segretario Generale dell'ente che chiedono proprio alla Regione le nuove nomine dopo le dimissioni di 4 consiglieri particolari nel nostro servizio.
Sul tavolo le carte e i documenti con le date a partire da marzo 2018, quasi un anno fa, storia recente dell'ente camerale da far visionare ai giornalisti. Il presidente Daniele Rossi e il segretario generale Maurizio Ferrara alzano la voce e parlano di omissioni di atti da parte della regione che di fatto penalizzano la Camera di Commercio di Catanzaro. Nel 2018 4 consiglieri camerali hanno dato le loro dimissioni. Ricordo anche che uno di questi consiglieri camerali è l'attuale assessore Angela Robbe, che giustamente si è dimessa da consigliere camerale. Quindi abbiamo una mancanza di questi 4 consiglieri e la Regione Calabria, per il decreto del 4 agosto 2011 numero 56, aveva l'obbligo, dopo aver ricevuto la nostra appunto segnalazione di queste dimissioni, di provvedere alla sostituzione, cosa che non è stata fatta. Nello scontro tra due enti, il Tribunale amministrativo regionale il 19 dicembre scorso ha di fatto legittimato il Consiglio camerale, che resta di fatto in attesa della sostituzione dei consiglieri dimissionari. Ci sembra giusto che le categorie oggi non rappresentate in Consiglio, e stiamo parlando di categorie fortemente rappresentative nel territorio economico provinciale, perché parliamo delle cooperative, parliamo di tutti i coltivatori diretti, che sono tanti, e parliamo di una fetta importante dell'attività dei commercianti. Quindi avere la mancata rappresentanza di queste associazioni è un danno non tanto per l'andamento del Consiglio, che comunque va avanti lo stesso, ma per poter effettivamente strutturare degli interventi sul territorio in una fase in cui finalmente si riesce a pensare a una programmazione di medio termine. Restano le domande più volte poste in conferenza stampa, e cioè perché finora la Regione non ha adempiuto, e ancora perché le categorie interessate non chiedono le sostituzioni. C'è una notizia di politica regionale. Questa mattina ho deciso di lasciare il gruppo consigliare regionale di Forza Italia, in cui in questi anni ho prestato la mia attività politica, e di aderire a quello misto. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Ennio Morrone. Tra l'altro lui nella nota scrive: sebbene non iscritto formalmente a Forza Italia da più tempo, ne condividevo comunque l'indirizzo politico, circostanza questa venuta a mancare non per accadimenti di carattere locale quanto per una mutata impostazione nazionale dello stesso. A Cosenza il vescovo Nolè, quindi cambiamo decisamente argomento, ha presentato il programma triennale di preparazione in vista dell'8° centenario della consacrazione della cattedrale. Il presule ha inoltre lanciato un appello alle istituzioni affinché il centro storico torni ad essere vivibile. Vediamo. Il 2022 sarà un anno importante per la diocesi cosentina. Ricorrerà infatti l'8° centenario della consacrazione della cattedrale. Questa mattina il vescovo ha incontrato i giornalisti per presentare il programma triennale di preparazione all'evento. Celebrazioni in occasioni di incontri storici, religiosi, ma soprattutto per noi quello che è già avviato è la peregrinazio dell'immagine della Madonna del Pilerio, non quella originale che non si può portare in giro, e l'immagine della mamma che va a trovare, a visitare i figli, soprattutto quelli più lontani, gli ammalati, gli anziani, persone bisognose che non possono venire qui, e lei simbolicamente va a trovarli, e noi affidiamo a lei questo cammino che è di storia, è di spiritualità, ma è soprattutto di speranza di creare questa comunità bella che è la diocesi di Cosenza Bisignano. Sono molti i preziosi documenti storici custoditi nella cattedrale. Questa la pergamena che risale al 1222, anno in cui il Duomo fu consacrato dal vescovo di Tuscolo. La pergamena è uno dei documenti più preziosi che abbiamo e ci dice visivamente quello che allora è successo. Noi speriamo di ripetere un documento simile nel 2022, chiedendo anche l'indulgenza plenaria alla Santa Sede. Poi l'appello del vescovo affinché il centro storico, dove sorge il Duomo, monumento storico e religioso, sia reso più vivibile. Dare la possibilità, attraverso interventi concreti, di rendere nuovamente abitabile e vivibile questo ambiente. Questo certo non lo può fare un comune da solo, una regione da sola. Noi chiediamo l'intervento a livello statale, a livello europeo, e soprattutto questo interessamento a che finalmente ridiventi vivibile un ambiente che era
pienamente vivibile allora, tant'è che era il cuore, il centro della città. Restiamo a Cosenza per la manifestazione di protesta contro il decreto sicurezza, no al razzismo, no alla xenofobia. Vediamo. La catena umana dell'Italia che resiste ha circondato simbolicamente anche il municipio di Cosenza, un'iniziativa di protesta che si è svolta contemporaneamente in diverse città italiane contro il decreto sicurezza e le politiche sull'immigrazione del governo. In Piazza dei Bruzzi dunque cittadini, immigrati e associazioni insieme per dire no al razzismo e alla xenofobia, un'iniziativa per lanciare un importante messaggio. Bisogna che restiamo umani, la chiusura dei porti, la rivisitazione del sistema d'accoglienza, l'indisponibilità ad accogliere questa piccola quota di persone che arriva, perché in Italia arrivano, che se ne dica, non moltissime persone, non ci trova d'accordo. Come cittadini, come persone, come genitori, come educatori in alcuni casi, siamo qui per dire che bisogna che si dica sì a un'accoglienza non indiscriminata, non senza criteri, ma un'accoglienza che sicuramente per un grande paese come l'Italia è un'accoglienza possibile. È la nostra storia, è la storia del nostro paese, siamo andati in giro per il mondo, ora ci sono persone che vengono dalle guerre, scappano dai loro paesi bisognosi di accoglienza e noi dobbiamo restare umani, dobbiamo provare a dare una risposta. All'Ocri, dove il sindaco Giovanni Calabresi ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica per le condizioni dell'ospedale, condizioni che definisce assolutamente inaccettabili. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Denunciato in stato di libertà dai carabinieri forestali il titolare di un'azienda ubicata in località Santa Chiara di Rende, l'uomo è stato sorpreso mentre bruciava rifiuti speciali nella sede della stessa azienda in una zona limitrofa al fiume Crati, in fiamme imballaggi in plastica, pannelli in legno truciolare, tubature in plastica, elettrodomestici. Individuato a ridosso del torrente Gennarito a Corigliano Calabro un consistente quantitativo di rifiuti, le indagini avviate dai finanzieri della sezione operativa navale di Corigliano Calabro hanno consentito di individuare l'autocarrozzeria da cui provenivano gli scarti. Il titolare è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Castrovillari. Controlli dei carabinieri in alcune attività commerciali di Monterosso e Mileto nel Vibonese, scoperti 4 lavoratori in nero, elevate multe complessivamente per 30.000 euro. L'allenatore del Rende ed ex calciatore di Cosenza Regina Crotone, Francesco Modesto, è stato assolto dall'accusa di usura aggravata dal metodo mafioso. La sentenza emessa questa mattina dal Tribunale di Catanzaro, dove si è svolto il processo con rito abbreviato. Modesto fu arrestato il 30 agosto del 2016 nell'ambito di un'operazione della DDA di Catanzaro che portò in carcere 14 persone. Il giocatore fu scarcerato dopo 16 giorni per decisione del Tribunale della Libertà. Oggi la sentenza che restituisce serenità al tecnico biancorosso. Le iniziative adesso. San Nicola Saggio è il secondo frate dei minimi dopo San Francesco di Paola ad essere stato canonizzato. Ci sono le celebrazioni per questo evento, ma in tono minore. Scopriamo perché. Il 23 novembre 2014 Papa Francesco ha dichiarato santo Nicola Saggio da Longobardi. Da quella data il suo culto è stato esteso alla Chiesa universale e la sua memoria è celebrata il 3 febbraio ed inserita nel calendario liturgico. San Nicola Saggio, nato a Longobardi il 6 gennaio 1650, è il secondo frate dei minimi dopo San Francesco di Paola ad essere stato canonizzato ed in tutta la sua breve vita, morì all'età di 59 anni, ha avuto come esempio costante il carisma, il messaggio e le opere del grande taumaturgo. Il messaggio e la testimonianza di San Nicola sono quanto mai attuali, è l'emblema dell'ordine dei minimi,
Caritas, ha assunto nella sua vita un grande valore per la costante attenzione ai poveri e agli ultimi. San Nicola, attraverso quella carità, attraverso quel silenzio che lui davvero ha vissuto e ha toccato i cuori dei grandi, tanti lo chiamavano, addirittura anche il Papa. E una volta doveva andare dal Papa, stava aspettando e si era fatto l'ora del mangiare dei poveri, ecco lascia quel momento e se ne va perché i poveri devono mangiare, e il Papa apprezza questa grande testimonianza di San Nicola, il grande santo. La diffusione del culto di San Nicola Saggio stenta a decollare, soprattutto nella sua città, Longobardi, che accoglie testimonianze importanti del suo passaggio, tra cui la casa natale, aperta solo in alcune occasioni. Ma per fortuna nel santuario di San Francesco a Paola c'è la cappella dedicata a San Nicola. La sua immagine affianca quella del grande taumaturgo e periodicamente a lui sono dedicate celebrazioni e memorie del suo passaggio. Restiamo nel Cosentino, a Rogliano, per la prima tappa del Gioco dei Borghi, ideato a fini sociali e anche di promozione turistica. Vediamo. Lo ha ideato l'associazione Arcifisa, che opera da oltre 15 anni nell'ambito del volontariato, in particolare nel campo della solidarietà sociale e del turismo accessibile. Si chiama Il Gioco dei Borghi e punta alla valorizzazione del contesto in cui si svolge, in una sorta di caccia al tesoro. Prima tappa a Rogliano. Il Gioco dei Borghi è una nuova iniziativa dell'associazione ed è un gioco per valorizzare i borghi, quindi per scoprire con smartphone, con tablet, per scoprire la storia e le usi e le tradizioni del borgo. In questo caso siamo a Rogliano. Oggi abbiamo con noi due associazioni studentesche dell'Università della Calabria, Università Futura e Università Insieme. Le squadre sono spinte alla scoperta della storia del luogo, la cultura, l'arte, l'artigianato, le tradizioni e le leggende locali, interagendo con la popolazione. Alla squadra vincitrice va un tablet che verrà donato ad una scuola, la quale a sua volta selezionerà uno studente meno abbiente ma con un buon profitto scolastico. Noi pensiamo che veramente con il gioco si possa fare tanto, si fa squadra, c'è un discorso anche interculturale, di conoscenza, considerato che i nostri paesi, i nostri borghi, bene o male, sono stati un po' tutti toccati da eventi storici e culturali. Ancora per gli appuntamenti, il 22 e il 23 febbraio saranno 2 giorni dedicati alla politica con l'Accademia di Democrazia. Ma di che cosa si tratta? Sentiamo. 22-23 febbraio, 2 giorni dedicata alla politica, Accademia di Democrazia. Di cosa si tratta? Sì, è un ritiro formativo a cui abbiamo pensato insieme a Demoscopica e Media 2000 per la futura classe dirigente. Invitiamo sia gli attuali amministratori, i giovani amministratori a partecipare, che tutti coloro che, pur appartenendo alla società civile, pensano al loro futuro in politica. Ci saranno famosi spin doctor, giornalisti di fama nazionale e internazionale come Claudio Brachino, Derek De Kerkhove e soprattutto ci saranno esperti di comunicazione politica pubblica come Raffaele Rio, Lello Savonardo, Eugenio Iorio, insomma primi nomi dello scenario nazionale che in questi anni hanno seguito i candidati italiani di partiti e movimenti. 5 sindaci hanno aderito. Sì, abbiamo invitato sindaci da tutto il sud proprio perché sono dei testimoni viventi di che cosa è il meridionalismo. Sono persone che hanno deciso di rimanere e investire nella città di Lecce, di Cosenza, di Napoli, di Vico Equense e di Sorrento, e il loro entusiasmo è proprio sintomo che qualcosa nel sud può cambiare. Si affronterà il tema dei nuovi strumenti per fare politica e nuovi personaggi politici. Certo, perché i cittadini vogliono partecipare alla politica ed è anche giusto che partecipino. Le donne vogliono partecipare, anzi devono partecipare. Si avvicinano tra l'altro nuove competizioni elettorali, ma bisogna avere degli strumenti, bisogna studiare. Un riferimento per conoscere tutti i particolari? Beh, potete trovare tutte le informazioni sul sito www.demoscopica.eu e anche sulla pagina Facebook Accademia di Democrazia.
E parliamo di un altro appuntamento atteso da milioni di telespettatori, parliamo del Festival della Canzone Italiana. Domani la prima serata del Festival di Sanremo, sul palco dell'Ariston anche la cosentina Giovanna Perna, che sarà in gara nella seconda edizione del talent musicale Sanremo Young, musica live dedicato ai millennials. La vedete nella foto. Dopo le audizioni che si sono tenute il 24 gennaio, la commissione artistica formata da Antonella Clerici, Gianmarco Mazzi e dal maestro Diego Basso ha scelto i 20 cantanti che parteciperanno alla prima puntata di Sanremo Young. Tra questi Giovanna Perna, lei ha 16 anni, di Cosenza, alunna del liceo scientifico Fermi, seguita nel canto da Rosa Martirano ed iscritta al secondo anno della triennale di piano pop al Conservatorio di Cosenza. Giovanna, chiaramente facciamo tanti in bocca al lupo. Siamo al calcio, solo un pareggio per il Crotone nella sfida salvezza con il Livorno, gara insarita per i rossoblù di Stroppa che rimontano lo svantaggio iniziale causato dall'autorete di Spolli. In Serie C il Catanzaro batte la Regina grazie a un primo tempo straordinario che mette al riparo il successo dal ritorno degli Amaranto. La capolista Juve Stabia continua a vincere, anche a Rende le Vespe hanno punto nel finale di gara. Bene la Vibonese che ha bloccato il Catania, sfiorando anche il gol vittoria. Il punto nel servizio di Gianluca Pasqua. Solo il Foggia può tentare di accelerare e creare un ponte tra la zona play-out e quella salvezza. Il solco, che ha scavato il Cosenza con il successo sul Cittadella, è al momento profondo 6 punti. Il posticipo dei rossoneri con il Palermo servirà a chiarire le gerarchie in testa e in coda. Non è riuscito al Crotone lo scatto in avanti chiesto da Stroppa nel match con il Livorno. Sfida alla pari, condizionata dal vantaggio immediato dei toscani, scaturito dalla sfortunata deviazione di Spolli sul traversone di Diamanti. Ingoiato di boccone amaro, i rossoblù si sono lanciati alla ricerca del pareggio e anche in questo caso è stata una disattenzione della difesa a favorire la rete di Simi, che ha sfruttato un rimpallo tra Bogdan e De Gennaro per battere Mazzoni. Il finale del primo tempo ha visto il Crotone giocare con maggiore tranquillità, ma senza affondare il colpo. Nella ripresa, le altre occasioni da rete, Livorno più pimpante e pericoloso con Giannetti e Diamanti, Cordaz bravo ad arginare i loro assalti. Dall'altra parte, la forza fisica di Masciac, chiamato in causa da Stroppa insieme a Benalì per cambiare il corso della gara, chiusa, nonostante qualche brivido, sullo 0-0. Il festival del gol e delle occasioni mancate, il Catanzaro si aggiudica il derby del Granillo, mandando in crisi la Regina, reduce dalla rivoluzione del calciomercato. In 5 minuti i giallorossi Deuteri sgretolano le certezze Amaranto, Dursi prima e l'immancabile gol dell'ex di Bianchimano portano sul 2-0 gli ospiti. La Regina prova a rientrare in partita, Baclay ispira, ma il Catanzaro ad essere concreto, trovando prima nello scadere la terza rete con Celiento e la quarta ancora con Dursi. Nella ripresa ecco il ritorno degli Amaranto, il gol di Bellomo che accende le speranze e il raddoppio siglato da Dumbia servito da Baclay che dimezza lo svantaggio. La Regina ci crede, ma il Catanzaro resiste. Il gol di Tassi nel finale non basta a recuperare una gara ormai compromessa. È l'anno della Juve Stabia che vince anche quando non convince. È successo a Rende al termine di una gara equilibrata che ha visto i padroni di casa mettere in difficoltà la capolista e sfiorare il vantaggio con Vivacqua nel primo tempo e Negro nella ripresa. Nel finale l'intervento scomposto di Blaz su Elia e l'occasione dagli 11 metri per Paponi per siglare il gol che vale la conferma del +9 sul Trapani. Il Catania a grandi firme non riesce a venire fuori dal Razza con l'intera posta in palio e si attarda ulteriormente in classifica. La Vibonese è ancora una volta imperforabile tra le mura amiche e Curiale di Piazza faticano a creare pericoli per la porta di Mengoni. I rossoblù di Orlandi sfiorano il vantaggio nella ripresa con Bubas che impegna severamente Pisseri. Nel finale occasioni per entrambe le squadre modificate dai cambi e la ricerca del gol da 3 punti fino all'ultimo secondo. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Si sposta sui mari a sud della Sicilia il vortice depressionario che intensificherà una fase di maltempo localmente anche intensa sui versanti ionici della nostra regione. Domani nuvoloso su Cosentino Crotonese con piogge tra deboli e moderate sui settori ionici relativi, nevose sulle cime più alte della Sila, molto nuvoloso sui settori ionici del basso Crotonese, Catanzarese e Reggino, con piogge e temporali localmente anche di forte intensità. Dalla serata graduale miglioramento a partire da nord, temperatura stazionaria. Passiamo ai mari e ai venti. Domani venti tra moderati e forti da nord-est sullo Ionio, con mare molto mosso il settore cosentino,
agitato nei restanti settori. Sul Tirreno ventilazione sempre nord-orientale moderata, con mare mosso. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava e messo in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.